Lo so che mi aspettate, il mercoledì a quest'ora è tutto un magna magna assolutamente trasversale, ragazzi. Ho scoperto che questa parentesina è molto amata non soltanto dai leghisti celoduristi che cercano l'appuntamento mangereccio per stare un po' insieme, eccetera, ma anche da chi non gliene frega assolutamente niente né della Lega né della politica, ma ha scoperto che qua dentro ci mettiamo feste, sagre, appuntamenti mangerecci e non soltanto, che non vengono altrimenti pubblicizzati da altre parti. Perché? Perché non sono famosi, non sono sagre così importanti da fare business. Forse non è il caso del primo appuntamento che vi cito, perché riguarda la rievocazione storica della battaglia del Mincio 1814. 26, 27 e 28 settembre a Peschiera del Garda, siamo a due passi da Brescia, ma andando anche verso Trento. Un grande evento che riporta in vita uno dei momenti chiave della storia locale, tra accampamenti, parate militari, simulazioni di battaglie, scontri navali e molto altro. Decine di gruppi storici da tutta Europa daranno vita a un fine settimana immersivo, offrendo al pubblico uno spaccato autentico della vita militare dell'epoca napoleonica. Molto interessante portarci anche i vostri figlioletti. 26, 27, 28 settembre a Peschiera del Garda, rievocazione storica della battaglia del Mincio. Vita da campo, parate storiche, assalti e battaglie. E noi che siamo perennemente in battaglia, ragazzi, ma è come? Beh, per noi è pane quotidiano. Appuntamenti da non scordare: Monferrato Green Farm 2025. 3 giorni a Casale Monferrato con la Fiera del Verde e dell'Agricoltura ricca di novità. Dal 3 al 5 ottobre prossimi, Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato ospita questa Monferrato Green Farm, una manifestazione che si fregerà del titolo di nazionale, ma stiamo parlando sempre di cose poco conosciute, a testimonianza dei tanti espositori che ogni anno giungono anche da regioni esterne al Piemonte, oltre a quelli locali e regionali, e riguarda tutte le 5 principali categorie della fiera. Si tratta dell'innovativa Fiera del Verde e dell'Agricoltura, che vede il coinvolgimento al loro servizio degli altri comparti produttivi, ovvero artigianato, industria, commercio, in una prospettiva di crescita del territorio sostenibile per l'ambiente. La scelta di Casale Monferrato, nel cuore di un territorio rurale patrimonio dell'umanità UNESCO, non è casuale per la sua storia e la sua tipicità. Chiaramente trovate tutto quanto cercando sì su Facebook in questo caso, e questo riguarda coloro che ci seguono dal Piemonte ma anche dalla vicinissima Lombardia. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, qui siamo a Seveso, signori, con un abbraccio naturalmente a coloro che a Seveso nell'Interland hanno avuto, nelle frazioni di Seveso hanno avuto la casa invasa dall'acqua in questi giorni. Le radici del cuore, presso il centro polifunzionale Viale Re di Puglia a Seveso. L'autunno bussa alle porte, porta con sé profumi e sapori unici. Vi aspettiamo alla prima edizione della Sagra della Polenta e Sapori d'autunno. Scusate, ma c'è anche la fotografia. Sagra della Polenta e Sapori d'autunno, 27 e 28 settembre, organizzata da Il Focolare e Le Radici del Cuore. L'appuntamento, vi dicevo, è al centro polifunzionale Via Re di Puglia Seveso, Monza, Brianza, sabato 27, domenica 28 di settembre. Chiaramente la sagra della polenta, si mangia polenta, immagino, auspico anche in altre versioni, magari con i funghi, perché no? Posso esagerare. Oh mamma mia, c'è la sagra dell'anguilla, lo sapevo io che mi vado a ficcare nei casini. Sagra dell'anguilla, questo weekend, signori, a Comacchio, Bagno Sagano, Lido degli Scacchi.
C'è la foto dell'anguilla alla griglia e non è che si vedano cose strane, eccetera. Però vabbè, cioè, queste sono cose, lo sapevate? Siamo alla 27ª edizione, assolutamente sconosciuta a livello nazionale, Sagra dell'anguilla di Comacchio. Il bagno Sagano vi aspetta a pranzo l'ultimo weekend di settembre, i primi 2 di ottobre, menù dedicato più griglia sempre accesa. No, meno male che non lo mettono il menù. Saremo aperti per celebrare le bontà del nostro territorio. Ok, va bene, no, ci credo, non voglio sapere niente di più perché comunque è una roba particolarissima l'anguilla che non si mangia da molte parti, ad alcune piace, altri no, troppo grassa, e gne 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 gne. Il ritorno della strega e le magie delle tradizioni alpine. Attenzione, Folgaria, Lavarone, Luserna, Vigolana. L'inizio dell'autunno con un tuffo nella storia. 2 giorni in cui folklore, antichi mestieri, sapori autentici, leggende di montagna si incontrano in un grande evento che trasforma Folgaria in un borgo d'altri tempi. Al centro della festa il ritorno della Brava Part, la strega simbolo della montagna, che guida una spettacolare sfilata storica con oltre 1000 figuranti in costume, carri decorati, scene di vita contadina, cori alpini, bande folk e suoni antichi invaderanno le strade in un'atmosfera magica e coinvolgente. Mercatini artigianali, stand gastronomici con specialità trentine, laboratori e giochi per bambini, escursioni guidate tra i colori d'autunno, sfilata della band folk di Folgaria. Un'esperienza autentica di Trentino, di cultura, di natura, di tradizione. Interessante per chi veramente è già stressato da quello che sta succedendo tra invasioni di acqua che arriva dappertutto e quando meno te l'aspetti qui a Milano, distruzioni ad opera della solita sinistra e forse come ritorno al lavoro è stato abbastanza terribile. Beh, facciamoci un weekend, approfittiamo in questo caso di questa bellissima festa tradizionale. Proprio questo weekend, Folgaria Alpe Cimbra, 27 e 28 settembre, una sagra della strega e della magia delle tradizioni alpine. Portarci naturalmente i vostri figlioletti. Ancora gli appuntamenti da non scordare in È tutto un magna magna. Eccolo qua la figuraccia semimarina. Oh, c'è anche il video. Allora, sentiamo sul cursore, sentiamo che cosa dice questo video, che magari ci dice anche dove si trova, perché io non lo so. Il di Barile sarà invaso da colori, profumi dei piatti. Da capo ve lo metto, eccolo qua. A Barile, nel Parco Naturale del Vulture, per l'evento enogastronomico Sagra d'Eccellenza, Tumaz Matuglie, 29ª edizione, Festival dell'Aglianico e dei prodotti tipici. Il centro storico di Barile sarà invaso da colori, profumi dei piatti tipici, mostre di pittura, fotografiche, artigianato e tanta musica per un divertimento assicurato. Sabato 4 ottobre Pietro Cirillo Officine Popolari Lucane in concerto e Lucanicus Folk Band. Domenica 5 ottobre Laura Cefola Live Music e Accipiter in concerto. Esibizione musicale itinerante del gruppo Folkar Brescia Croi e i ragazzi dell'organetto. Vi aspettiamo a Barile sabato 4 e domenica 5 ottobre tutta la giornata. Evento organizzato dalla Proloco Barile in collaborazione con il Comune di Barile ed il sostegno del Parco Naturale del Vulture e della Regione Basilicata, patrimonio culturale intangibile. Capito? Intangibile e sconosciuto, perché la Basilicata è veramente una delle regioni meno frequentate anche turisticamente e non è assolutamente normale. Tutto ciò, chiaro che bisogna pubblicizzarlo il territorio e non sempre questo viene fatto. Barile in dialetto lucano, un comune italiano di 2500 anime nella provincia di Potenza in Basilicata. Avete sentito questa bella idea, questa sagra Tumaz Metulez, non chiedetemi cosa significa, mi arrendo immediatamente. Festival dell'Aglianico, del Vulture e dei prodotti tipici. Chiaro che
chi ci segue dal centro Italia è un appuntamento da non scordare, ma anche qui, signori, e se uno decide di farla franca, vado fuori dalle scatole questo weekend, questi sono appuntamenti sconosciuti a livello nazionale. Feste sagre, attenzione, questa è quella di Barile, giustamente, che ce la ripropongono, vediamo se c'è ancora qualche cosa che non conoscete, cari ascoltatori. La sagra della patata, attenzione i ben pensanti, siamo a Pomposa, sagra della patata a Pomposa, ok, sto cercando, abbazia di Pomposa, lido di Pomposa, chiaramente, fammelo vedere da vicino, questo 28 di settembre Pomposa celebra l'oro della terra e vi invita alla sua annuale sagra della patata, un evento che celebra questo versatile ortaggio, vero tesoro della nostra terra. Dove? Presso il parco San Guido Abate, Pomposa di Codigoro, in provincia di Ferrara. Ci si apre alle 9 con l'Expo Amatoriale Canina, poi il ciclo raduno del Delta, poi il mercato ambulante dei prodotti tipici a partire dalle ore 10 e alle 12, voilà, apertura di stand gastronomico dell'associazione Aido Codigoro del Borgo Contadini, alle 16 Sant'Imbalzo presenta una valigia, 2 valigie presso il parco San Guido Abate, abbazia di Pomposa, ma la cosa principale, l'avete capito, si celebra la patata a Pomposa questo 28 di settembre. Siamo all'ultima? Non lo so, ce n'è ancora, vediamo un po' dove vi porto questa volta. Ci avviciniamo velocemente all'evento, sì, ma quale evento? Attenzione, weekend da 50 sfumature di porco. Non ho chiamato nessuno, tutti che si girano qui in redazione. 26, 27, 28 settembre, 3, 4, 5 di ottobre, inizio alle ore 19, domenica a pranzo ore 13, presso la villetta comunale di Vetralla, con struttura al coperto. Siete bastardi, però è Vetralla, tu lo sai dov'è Vetralla, nessuno sa dov'è Vetralla, è proprio per quello che non ci va nessuno, ma io vi ci mando, perché sono cosettine bellissime, carinissime, che parlano le nostre lingue, i nostri dialetti, il nostro territorio, provincia di Viterbo, Lazio, Vetralla, e non lo sapevate, lo so io. E qui proprio, tanto per finire, in bellezza c'è tutto il menù con anche i prezzi. L'antipasto del porco costa solo 8 euro, coppa, prosciutto, mozzarella, capocollo, nervetti, olive, bruschetta, aglio e olio. C'è la bruschetta con funghi e lardo su una fetta di pane, costa 3 euro, però con funghi e lardo, porco cane. C'è la spianatura del porco, polenta, costarelle e salsicce, minimo 4 persone, ma per favore, me la mangio tutta io. La polenta al piatto, costarelle e salsiccia, fettuccine e ragù bianco de porco, fettuccine ai funghi porcini, mamma. No, non riesco a proseguire, scusate. Zuppa, ceci e castagne con pane bruscato, pasta, provola e patate, gnocchi col sugo rosso de porco, fagioli con le cotiche, salsiccia bianca, ventresca, bistecca alla brace, hot dog, c'è di tutto, ragazzi, che abbiate 15 anni, che ne abbiate 80, 50 sfumature di porco. Appuntamento a Ventrella, provincia Vetralla, provincia di Viterbo, 26, 27, 28 settembre, 3, 4, 5 ottobre, dalle 19 a pranzo la domenica alle ore 13. Sì, è un qualcosa di drammatico per me, sto soffrendo, voi non ci credete, ma sto soffrendo. Fare questo è tutto un magna magno, è una sofferenza atroce, però io lo faccio per voi perché vi voglio bene, perché so che cercate il territorio, perché questa radio si chiama Radio Libertà ed è partita come Radio Padania Libera, parlando di territorio, di tradizioni, di lingue, di dialetti, per cui
L'ultima cosa che farò sarà proprio ancora una volta parlare di territorio e non mollarvi su questa argomentazione, perché so di farvi piacere, so di accontentare tanta gente che altrimenti sulle altre radio sarebbe delusa. Me ne vado, certamente me ne vado, facendo un favore a chi mi ha richiesto una canzone questa mattina nella rassegna stampa. Sempre capite che vi voglio bene, e certamente. Allora, tra pochi istanti vi trasmetterò il pezzo di Arnaldo Ciato intitolato Puntida, che è una roba bella bella che non vi aspettate, perché è un po' che non la trasmettiamo. Arnaldo Ciato, storico, musicista della nostra zona, della Brianza, ma in questo caso anche un ex conduttore, faceva una trasmissione di jazz, la famosa Osteria Padana del Jazz, su queste frequenze. Purtroppo non è più tra noi, ma ha fatto un pezzo intitolato Puntida un po' di anni fa, e che voglio riproporvi subito dopo la sigla di È tutto un magna magna. Ringraziando Francesco per la pazienza, ci ascolteremo questo pezzo che ci riporta alla sagra più bella della Lega, quella che ogni anno festeggiamo a Pontida, in provincia di Bergamo. Grazie da Sammy Varin, io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,